Buongiorno, è il 13 luglio, andiamo alla pagina veneziana della nostra rassegna stampa TG Plus, la nuova di Venezia e Mestre, profughi cortocircuito, Zaia con il centro-sinistra. Il protocollo sull'accoglienza diffusa non piace ai sindaci leghisti che fanno le barricate. L'ex prefetto Zappalorto, accordo da fare 10 anni fa, ma c'erano i no ideologici, quindi cambiano molte cose. Vedete che la nuova di Venezia Mestre dedica tutta la pagina nella fotonotizia all'incidente di Stra in moto contro un furgone, un'auto. Questo Enrico che muore a 27 anni in uno schianto. Quando muore un giovane sono sempre notizie difficili anche da dare e da leggere. La soprintendenza dice nessuna autorizzazione per i concerti in piazza e c'è la foto di Laura Pausini. E poi tante altre notizie, vedete, turisti multati dai vigili all'hotel Vivit e doppio saluto musile per Mattia e Tommaso. Altre notizie che rimbalzano sugli altri giornali che andiamo a vedere, per esempio sul Gazzettino si parla ancora di profughi, la scelta della Lega, Conte presidente, ANCI Veneto al fianco di Zaia, o gestire il problema o subirlo, i sindaci non possono fare finta di nulla, arrivi il prefetto di Bari, forse meno di 4.000. Da Marcon ad Asco Holding, le scosse nel fortino leghista. Marcon sapete che ha ritirato le dimissioni che aveva dato sia da presidente della provincia che da sindaco di Castelfranco. Pizzo ai ristoratori, i tentacoli della mafia a Belluno, un arresto, blitz dell'arma, in carcere Matteo Pandolfo perché era in Veneto, ci si chiede. E nella fotonotizia si parla ancora dell'incidente dove la turista tedesca Angelica ha ucciso quella famiglia, ha decemato quella famiglia. Mossa della difesa chiederà la perizia psichiatrica per vedere se riescono a fargliela un po' così penare di meno, ma vedremo. Meloni gela la russa, sto con chi denuncia. Il Corriere del Veneto, anche qui un po' tutti i giornali battono su questa notizia, profughi primi no dai sindaci, comuni e leghisti freddi sul piano di accoglienza diffusa di Regione e ANCI, non ci sono posti. E poi il governo promette troppi 4.000 in Veneto, ne manderemo di meno. Vabbè, 4.000 più, 4.000 meno, a sto punto chi lo sa cosa succederà, non lo sappiamo mai neanche noi. Morello dice 50, inseguo truffe, corro sempre, mi sono sposato in segreto, il titolo festa e bilancio di mezzo secolo, 50 anni di Moreno Morello, lui compie gli anni 7 luglio mi pare, anch'io spesso gli mando gli auguri perché è un amicone ed è anche un bravissimo giornalista, simpatico. Stra, schianto fatale oltre 150 all'ora, l'avete visto prima nelle notizie di prima pagina della nuova di Venezia e Mestre. Andiamo a dare solo un'occhiatina veloce anche alla pagina veneziana, eccola qua, la troviamo subito, la pagina veneziana di Notizie Plus, eccola qui, Venezia, vedete, e c'è il Redentore 2023, presentate le iniziative, quindi se volete sapere un po' che cosa succederà sabato, poi avete anche la possibilità di dare un'occhiata a tutte le altre notizie di Notizie Plus. È tutto anche per la pagina di Venezia.